ragazzi, a tutti il Comandante Veneziano, siamo a Phoenix, Arizona, Phoenix Suns, Miami Heat. Ho deciso di registrare dal secondo quarto, fine terzo e quarto, perché il primo ho visto che è il quarto più difficile, nel senso il quarto meno spettacolare. Siamo comunque 29-28, quindi è una bella partita. Non stiamo andando male, però neanche, insomma, facciamo meglio sicuramente negli ultimi, nel terzo e quarto quarto. Comunque diciamo il primo, credo di solito facciamo di meno, quindi a questo punto vale anche poco la pena registrarlo. Vai Cume, stai riuscendo a vincere la Phoenix, è una squadra battibilissima, anche se siamo in trasferta. Cominciamo a ragionare un po', ragioniamola Cume, ragioniamola. Fantastico, passaggio per Deng. Diciamo che i punti, una media punti di 13 punti a partita, che non è proprio sarà esaltante, però negli assist stiamo tra i primi della Lega, insomma, non dico i primi 5, però forse i primi 10 sì. Deng. Bel missile. Dai, che da 3 ci siamo. Questa era vincere, Fede, questa era vincere. Non abbiamo capito molto, ma grande rimbalzo del Cume. Fantastic job. Il vero playmaker, questo è un bello, sinceramente non pensavo che mettesse dentro. 4 punti di vantaggio per Miami. Mamma mia, c'è un altro di lusso qua. Vai Cume. Yes! 2 punti facili per l'asso proveniente dalla UCLA Pro, prodotto dall'Università di UCLA. L'unico uomo che ha papà, mamma e sorella di colore, e io l'unico bianco biondo. Attenzione, però ho lasciato un po' tirare, è andata bene. Dai che stiamo cominciando a carburare. Questo era molto difficile, infatti, fa proprio una cosa un po' impensabile. Attenzione, Bullard. Per poco lo prendevo, qua un po' rischiato l'anticipo. L'anticipo è fondamentale, devo provare gli anticipi per le intercettazioni. Guarda come marcano Phoenix, comunque mamma mia, una squadra ostica, cazzo, non capisco il perché. Non possiamo fare sti errori però, ragazzi. Jesus. Abbiamo 3 trasferte difficili, Phoenix, Golden State e Utah, ce le spariamo tutte e 3, ragazzi, tutte e 3 sul canale del CumendaVeneziano, il canale del pazzoide che vuole vincere l'anello con Miami. Vaffanculo però, dai, ma che sono di dov'è? Quando giocavo, ragazzi, protestavo a ogni fallo che mi fischiavano. And you know, with those numbers, he makes a defender hesitant to get too tight on him. I mean, he doesn't want to get whistled for the foul and put this guy on the line. Anche se clamorosamente fallo. Dai Bosch. Now here's Freak. D right on him. Liberarmi. To the wing on the left. Vai Winslow. Stoudemire Signori, che Winslow, Stoudemire. The Heat need to get a shot off. Peccato, il ferro lo sputa. So the Heat, their last game, a win against the Nuggets in Denver. Questo non è fallo neanche se. Ma dai, rischiamo di pareggiare la partita. Sì. E godo. Quanto godo. Anche il secondo sbagliato, godimento lento. Teamwork. This is a team. Regardless of who was out there on the floor at any given time, they got it done, and that has to make you feel good as a group. Tyson Chandler, he's checked in for Phoenix. Blocco del Cume. Green. Defense is right there.
Bravo. Bravo Green, bravo Green. Tanto andare a finire il primo tempo in vantaggio. E basta! Cristo! Bonus situation in effect, so we'll head to the free throw line for two. The Suns have shot 10 of 13 from the free throw line. And on the season, you know, they're hitting about 76%, which is a decent rate. 2 su 2 stavolta, più 2 Miami. That's a great job getting to the line here. You know, he didn't have a single attempt in that first quarter because I thought he was tentative. Much more aggressive here in the second. Bosch a screen on Chalmers. Perfetto. Yes! Bosch with the slam. Meno male che c'è Bosch. Meno male che c'è Bosch. Not there. Can't afford too many of those in a close game like this. Yeah, Jay, you're right. Almost a free run. Meno male che l'ha sbagliata Chalmers qua, non so neanche che culo. Kevin, especially when the finish has that much thunder on it. Dai, finora ha fatto solo una tripla nel primo quarto. Ma quando arrivano... No, Madonna, lo odio Stoudemire, un bolso, madonna. Mamma mia. Plan a screen. Over in the corner, Chalmers. Trying to break that ice cold streak. Good, he hits the jump shot. Bello questo. Chalmers has got 7 points for the quarter. 3 seconds left. And yes! Attenzione, i tifosi mi amano. Grandissimo, fine di secondo. E ragazzi, siamo all'ultimo quarto, 4 punti di vantaggio per Phoenix purtroppo, ma io 3 bombe da 3 ho fatto. Sto facendo una gran schiacciata. Sto giocando bene, 15 punti, 7 rimbalzi, 7 assist, mi sembra. No, 6 assist, scusate. Cominciamo addirittura il quarto quarto. Bene, con Dragic. Speriamo che l'allenatore creda in noi. Vediamo con Dragic cosa combiniamo. Vai Dragic. Peccato. Dai cazzo, non dobbiamo concedergli punti. Bravissimi. Vai Wade. Ma perché Dragic? Ecco. Però vinciamo di 5, perfetto. Mamma come pressa Phoenix. Wade with it, working on Booker. Comunque 3 bombe su 6 tiri, veramente perfetto. Vamos a carburare anche. E vai per Bosch, come mi ha chiesto il mio mister. Perfetto. Buono come. Stiamo attenti che abbiamo 4 falli. Morris a screen. Knight passes to Morris. Morris non può metterla così. E infatti non la mette mai. Winslow mi ruba, no, chi cazzo è? Mi ruba il rimbalzo, porca troia. Wade left side. Passes to Freak. Dai ragione, come dai ragione. Right side a screen. Yes! And did you see the screen that was set for him? I mean, that was how bravo Cume, dai, ci siamo. Partita del 7 fino adesso, 17, 7-7. Won't show up in the box score, but that screen deserves an assist. Perché possiamo recuperare. Perché siamo in un buon momento adesso. Oh, and a fast break for the Heat. No, Deng, sei un pirla di merda, Deng. Fast break, here come the Suns. Stauskas with the bucket. Stauskas has got 4 points in the quarter. Questa, no cazzo. doubt that is within his range. Well, I would hope so. He's a pro and it was only a 1-footer. Come on now. Bosch a screen on Knight. On the wing, Dang. Outside Bosch. Vai. That one no, Bosch, no. Suns leading by 3. Here's Chandler and there's a nice one-handed slam. Niente, giochiamo bene ma vincono gli altri, ufficiale. One of his favorite moves right there, guys. And really, he does that one as well as anyone. Kev, you're right. That's like his signature move once he gets airborne. Bravo. Shots good by Bosch.
Sempre meno 3 però, sempre meno 3 a 2 minuti dalla fine dell'NBA, sono tanti 2 minuti però non dobbiamo prenderlo. Bravo. Devono darmela, ero solo. Bravissimi. Nemmeno non potevano darmela da solo, sono anche caldo da 3. Che troia. Buono, buono. Dai fiori, dimostriamo al mondo chi siamo, dai. He's looking for whatever they have left in the tank. He said, I know it's been a hard-fought game, but now's not the time to leave anything in reserve. If you're tired, merda, 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 no! Che cool, dai. Calma. No, adesso non bisogna fare le cappelle che avevamo fatto con i Sixer, cioè con i Clippers, scusate, ma non i Sixer. Niente, ho il crampo veramente tennista, non riesco a mettere il passaggio decisivo. No, Dio. Niente da fare. Quando conta sbagliamo tutti però, È pesante sto errore, molto pesante. Ancora una volta alla fine. Bravo Cume. Vai. Yes! Super Wade. Grazie Wade, il nostro Wade. Importantissimo questo, importantissimo. Dai Cume. Dai. E la sbaglia, Possesso fondamentale. Brandon Knight ha fatto veramente un errore brutto, Now Freak. He feeds it to Whiteside. 4 on the shot clock. The pass to Day. Merda, non prendiamo l'imbalzo, peccato. C'è proprio il braccino corto alla fine, il braccino corto. No, non può metterla così! E non la mette. Fallo di Stauskas. Veneziano, ti prego. Yes! Oh yes! Bravo, come bravo, cazzo, bravo. 19 punti, 8 rimbalzi, 8 asti, signori, sono di una completezza disarmante. Siamo adesso. Sì, mister. C'è una tensione paurosa in quest'ultimo timeout, uno degli ultimi sicuri. No, guarda come siamo usciti male dal timeout. Fuori per falli, Stauskas. Vai Wade. Oh yes. Oh yes, dai che andiamo a vincerla. Dai, 5 punti di vantaggio, non cappelliamo. Eccola là. Incredibile errore. Ti prego, mettiamone tutti e due e vinciamola. No, non ci credo, stiamo rischiando. Adesso sì che rischiamo. Madonna, rischiamo l'overtime, però non ci credo, ero sicuro di aver già vinto nell'NBA così. Come rientra. Come sì! 105 a 102. Grandissima prestazione di Miami, ma soprattutto fenomenale prestazione di Veneziano, veramente una cosa. Dragic intervistato, vediamo se chi è l'MVP. Vediamo chi è l'MVP. Hey y'all, Ernie Johnson here along with Kenny Smith and Freak. Sì, ancora MVP ragazzi, grande Cume, raga, un saluto dal Cumendiane, Veneziano. Ciao!